la carica di responsabile dei servizi generali in che cosa consiste? Praticamente nel gestire tutto quello che è diciamo, gli acquisti di materiali di consumo di tutta la standa, ad esempio, non so, ne faccio un esempio pratico, i sacchetti che vengono dati ai clienti, quelli di plastica, è un acquisto che viene fatto centralmente e sembra una stupidaggine, ma sono diversi miliardi insomma, di acquisto, quindi ecco questo approvvigionamento di materiali molto importanti per la vendita, insomma, di supporto alla vendita. Mi scusi dottore, lei da quanto tempo, l'ha già detto, credo dall'85, sì, esatto. Dall'85 che svolgeva queste funzioni. Certo. Prima di svolgere queste funzioni, che attività svolgeva? Prima di svolgere le funzioni di responsabile centrale sono stato per circa 10 anni responsabile di sicurezza, però nell'ambito dell'area centrale, cioè avevo sede a Roma e mi occupavo diciamo, delle filiali che avevano sede quindi sostanzialmente lei aveva un'esperienza di 15 anni, sì. mi pare di capire. Esatto. E prima ancora di assumere la carica di addetto alla vigilanza nell'area centrale, sì. Che attività svolgeva? Facevo l'ufficiale dei carabinieri. Quindi lei è stato un ufficiale dei carabinieri fino al 75. Sino al 75, ha fatto 15 anni di vigilanza, sì. E poi è stato addetto ad un servizio che mi pare di capire non ha nulla a che vedere con la sicurezza. Beh, diciamo che aveva a che vedere anche per quanto riguarda la sede centrale, perché in effetti nella sede centrale il responsabile dei servizi generali si occupava di tutta quella che era la vigilanza vicina di tutta la sede, quindi ci sono Ma lei, mi scusi, poc'anzi non ha detto che si occupava dell'acquisto? Sì, anche quello era uno dei compiti. Qual era il compito principale? Ma, diciamo, nel senso, cioè, i servizi generali che cosa comprendono? Era la gestione di tutta di quella che era il supporto tecnico e operativo della sede centrale in particolare e delle filiali secondo alcuni settori tipo questo appunto che le avevo accennato prima, di supporto alle filiali generali e in generale alle filiali di tutta la standa. Sì, dottore, se cortesemente vuole specificare, cioè questi servizi generali in che cosa consistono, ma ce lo dica proprio esemplificando. Diciamo che innanzitutto lei ha detto ai servizi generali con riferimento alla sede, certo, alla sede di Milano. Quindi mentre prima era addetto alla vigilanza per tutto il territorio nazionale delle sedi stanti, è chiaro questo. Certo. Quindi i servizi generali con riferimento soltanto alla sede standa, in che cosa consistono? Ma la gestione di tutto il Palazzo Standa, che è una entità, non so adesso hanno trasferito la sede, allora era un'entità con circa 700-800 impiegati all'interno di questo palazzo e quindi con tutti i problemi connessi, quindi la gestione di questa diciamo, attività di supporto alle attività di tutti i giorni di questa sede centrale, oltre appunto ai compiti in generale per le filiali fuori. In sostanza le voglio dire, lei svolgeva compiti di vigilanza con riferimento alla sede centrale della standa, oppure questa attività era un'attività diciamo sussidiaria rispetto a chi era invece il responsabile dei servizi di vigilanza? Certamente in questa seconda fase, pur dipendendo da me la sicurezza del palazzo, ovviamente io facevo capo poi al responsabile della sicurezza in generale, che era il signor Clini Marchi, come ho detto prima. E adesso che attività svolge invece? Adesso sono un dirigente in un istituto di vigilanza di Roma che non ha niente a che fare con la standa, ovviamente. Un'altra domanda. Domande per il test? Avvocato Strano? Scusi dottore, lei con che grado si è congedato? Capitano. Dove ha prestato servizio? Vari
Lei ha dato le dimissioni come mai è uscito dall'Arma dei Carabinieri? Ha dato le dimissioni o c'è stato qualche provvedimento nei suoi confronti? È stata una decisione, diciamo, familiare, non era più possibile ovviamente conciliare diciamo, gli impegni di famiglia con gli impegni dell'Arma. O si faceva male uno, o si faceva male una cosa, o si faceva male l'altro. Quindi lei è andato via dall'Arma dei Carabinieri, possiamo dire, con un normale, se non buono, ottimo stato di servizio, no? Direi con delle note notevoli. Bene. Lei oggi ha contatti di qualsiasi genere con la Fininvest? Dipende dalla Fininvest? No, non dipende. Percepisce somme dalla Fininvest? Lei è completamente svincolato da obblighi o da subordinazioni dalla Fininvest? Da 5 anni a questa parte, sostanzialmente, da quando mi sono dimesso. Va bene, grazie. Altre domande? Sì, Presidente, lei è a conoscenza se prima o dopo l'incendio qualcuno, il direttore della filiale o qualcuno dei responsabili, dei vertici della Fininvest o della Standa ha avuto a subire intimidazioni, minacce o richieste estorsive? No, assolutamente. Ripeto, avvocato, in quel periodo io mi occupavo particolarmente di questo fatto, quindi i nostri direttori erano allertati che se avessero avuto una qualsiasi minaccia o addirittura lettere estorsive erano obbligati a informare la sicurezza e quindi Lei ne sarebbe certamente a conoscenza. Venuto a conoscenza sicuramente. Non ho altre domande, grazie. Poco fa, avvocato Papalia, poco fa, dottore, lei ha parlato di altri incendi in altre filiali delle parti d'Italia? No, direi che come incendi, diciamo che li abbiamo avuti a parte via Etnea, alcuni tentativi sempre, ma in quel contesto di Catania in sostanza. No, io non parlo di Catania, parlo d'Italia. Noi abbiamo avuto in passato degli attacchi, ma era il periodo, diciamo, di anni di piombo, quindi spese proprietarie, eccetera. Quali anni? Molto prima. Molto prima di Catania. Nessuna domanda. Pubblico Ministero vuole esaurire l'esame? Sì, le volevo chiedere, il suo sostituto, colui che ha preso le funzioni, è il signor Clini-Marchi. Sì. Il signor Clini-Marchi ha esperienze prima di assumere l'incarico, per quello che le risulta. Che attività svolgeva? Ma era già in Fininvest come responsabile della sicurezza da diverso tempo. Cioè, Credo che venisse anche lui dall'Arma. dall'Arma dei Carabinieri. Ma era addetto alla vigilanza in un altro settore? No, io l'ho conosciuto quando Fininvest assunse la proprietà di Standa e lui era già... Cioè lui era della Fininvest e poi, passando è passato in Standa. Grazie. Può andare, dottore, grazie. Prossimo test. Se la regia mi dà la linea sulla seconda cella, cioè prima, seconda, terza, quarta, quinta, la sesta cella di sinistra, c'era un imputato che aveva chiesto la parola. Guardi che non è di mia competenza il problema, quindi se lei non so a chi si dovrà rivolgere se ci sono delle istituzioni dentro il carcere per risolvere questo problema non è di mia competenza.
c'è il primo collaboratore, signor Presidente. Avanti. Paladino. Solo che avremmo bisogno, non so se il pubblico ministero ha disposto, guardi signor ufficiale giudiziario, mi faccia la cortesia intanto di mettere questa sedia qua di fronte a me, di fronte, posizione così, di fronte, e il microfono davanti. Presidente. Poi avremo bisogno di alcuni carabinieri per fare cordone dietro. Presidente, se mi dà la parola. Prima che magari, se mi dà la parola, prima che introduce il... Non lo stiamo introducendo, Avvocato Catania, no, sto sì, chiedendo soltanto la presenza di 4 uomini per fare cordone dietro la sedia. Pubblico ministero. Appunto, prima di iniziare l'esame dell'imputato di reato connesso, il pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 147 bis del codice delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, chiede e formalizza la richiesta che i collaboratori di giustizia, non soltanto chi si presenterà da qui a qualche momento, ma che tutti i collaboratori di giustizia siano appunto esaminati dalla Corte con l'adozione di tutte quelle misure volte alla tutela della persona sottoposta all'esame. Grazie. Avvocato Catania? Sì, Presidente, io ho 2 osservazioni da fare. Una è quella io mi rendo conto che aveva ammesso l'imputato del procedimento connesso nelle condizioni psicologiche migliori. Siamo in un'aula di giustizia con tutti ampiamente scortati, non credo che l'osservanza della norma del codice che impone di mettere le persone esaminate in maniera tale che le parti possono vederle sia in contrasto, in conflitto con le esigenze rappresentate dal pubblico ministero. Voglio dire, Presidente, che l'esaminando è certamente ampiamente tutelato, anche se noi possiamo, come è nostro preciso diritto dovere, guardarlo in viso. In questo senso io invito la Corte, in ossequio a una precisa norma e alle disposizioni di attuazione, di cui non ricordo il numero ma che indicherò da qui a un momento, a posizionare l'esaminante in maniera tale che noi possiamo guardarlo. Presidente, mi scusi, dottore Bertone, non ho ancora concluso. Sì, scusi. Presidente, ho io da rinnovare però un'istanza, e la Corte non legga la mia come iattanza o protervia. Stiamo incominciando l'esame dei collaboratori di giustizia. Io posso condividere... Mi scusi Avvocato Catania, se il problema di riammissione di imputati, guardi, la prego di astenersi da ulteriori insistenze. Presidente, Avvocato, altrimenti le tolgo la parola. Presidente, stiamo facendo il processo Avvocato in condizioni Catania, difficili. se questo è l'argomento, la prego di astenersi da ulteriori considerazioni. Non faccio considerazioni, rimetto a verbale che richiedo la revoca di quell'ordinanza ritenendola illegittima. Presidente, mi dà la parola? Posso avere la parola, Presidente? Sì, Avvocato. L'ordinanza io assisto Crisafulli Francesco, signor Presidente. Vale per lei anche quello che ho detto all'Avvocato Catania, Avvocato. Verbalizziamo soltanto che lei insiste nella richiesta di revoca. Non insisto, Presidente, mi scusi, non insisto. Il suo provvedimento è stato eseguito.
Io ora, in questo momento, dopo la esecuzione, signor Presidente, le chiedo, ai sensi dell'articolo 475, comma terzo, la riammissione dell'imputato, signor Presidente. Signora. Mi permetto evidenziare alla signoria vostra che deve esistere un bilanciamento tra interessi. È chiaro che vi è un interesse primario, che è quello dell'intervento dell'imputato al dibattimento, tutelato dall'articolo 178 lettera C, comma 1. Io quindi le chiedo che, dopo che l'imputato Crisafulli Francesco ha subito la sanzione che la signoria vostra ha ritenuto irrogare per il suo comportamento, io chiedo ora che, alla luce di questo bilanciamento di interessi, cioè entità del disturbo apportato dal Crisafulli, interesse che lo stesso abbia a difendersi nel momento in cui arrivano i collaboratori, la signoria vostra voglia disporne la riammissione, signor Presidente. Mi permetto solo dire che l'allontanamento è provvedimento di natura di grado inferiore rispetto a quella dell'espulsione prevista dall'ultima parte del comma. Signori, Io, se Presidente, noi dobbiamo continuare a portare argomenti su questo tema, No, io possiamo nessun stare argomento, qui a Presidente. discutere sino a mezzanotte. Presidente, io non Il voglio- provvedimento si prende una volta per tutte. Presidente, mi Si scusi. insiste, si richiede, se ne richiede la revoca una sola volta, si può ancora insistere. E questo venga messo a verbale, che i difensori degli imputati che sono stati allontanati insistono per la revoca del provvedimento Per la riammissione, o Presidente. per la riammissione. E questo è il problema. Noi, Presidente, almeno per ciò che mi concerne, Capisco perfettamente. indichiamo Avvocato, la ma riammissione, signor anche Presidente. Il su suo questo provvedimento punto- ha avuto esecuzione. Perfetto, anche su questo punto io ho motivato il provvedimento di rigetto e intendo mantenerlo fermo. Si introduca il test. Per favore, Presidente, ma noi, il sinceramente, Presidente non lo so dispone. se dobbiamo andarcene, No, Presidente. è chiaro che c'è una novità, non mi adagerei su quello Quale che avvocato? Si sapeva, il programma del pubblico ministero è noto da parecchi giorni. Presidente, Ora, ho ma detto non- io nel motivare il mio provvedimento di rigetto che non si può parcellizzare l'udienza. No, sto parlando del provvedimento di rigetto. Se lei non mi fa parlare, è chiaro che... Mi scusi allora. Parto da una premessa, Presidente, che è duplice. Per oggi erano stati indicati dal signor Pubblico Ministero esami di 3 persone, di 3 testi, anzi 3 imputati di reato connesso. Perché tutto ciò? Affinché nel contesto della stessa udienza si potessero esaminare tutti e 3 imputati. Dei 3 imputati, dei 3 testi, 2 che sono stati indicati, Paladino e Romano, sono coniugi ed entrambi, l'esame nei confronti di entrambi deve vertere sulle stesse identiche circostanze, per cui è assolutamente indispensabile sentire entrambi nella stessa udienza. 3. Per quanto riguarda il terzo, la terza persona che deve essere sentita oggi, potrebbe essere sentita ora e consentire alla Corte, tenuto conto che siamo qui dalle 16 e sono le 20, di evitare di arrivare a mezzanotte. Per cui in maniera molto pratica la Corte potrebbe disporre di sentire piuttosto il signor Pubblico Ministero, il signor Paladino che è stato indicato, il terzo teste collaborante, sì da consentire ad una prossima udienza di sentire entrambi, Paladino e Romano, perché se siete Paladino staremo qui fino a luna. Signor, questo appartiene al pubblico ministero. Volevo assegnarlo io, chi mi voglia sentire. Noi possiamo condividere l'opinione dell'avvocato Papalia, ma poi dispone il pubblico ministero. Peraltro io devo fare ancora qui la notazione, quando mi si dice siamo arrivati alle ore 20 e cominciamo ora una cosa che doveva cominciare, che anche questo è manifestazione di un senso di irresponsabilità, perché se si è perduta un'ora dell'udienza di oggi, certamente... no, avvocato, non mi rivolgo a lei chiaramente, cioè di non volersi assumere le conseguenze di quello che è un comportamento che non si poteva più tollerare.
signori miei, questo è il discorso. Ora, se cominciamo alle 20, cominciamo alle 20, io vi dico, dobbiamo recuperare il programma, facciamo udienza domani mattina, recuperiamo l'udienza domani mattina, ah no, signori miei, allora, siamo qui sino alle 2, se dobbiamo stare qui sino alle 2 della notte. Come difensori noi ci stiamo sottoponendo a ritmi defatiganti in qualche momento, Presidente, perché non credo che ci sia un altro processo che abbia questi ritmi. E non ci può tacciare di responsabilità se noi siamo qui 4 giorni a settimana. Non ho tacciato lei di responsabilità, per l'amor del cielo, non mi faccia dire cose che non intendevo dire in nessun modo, perché anche l'avvocato Papalia mi ha dato sulla voce e ho puntualizzato immediatamente qual era il senso del mio discorso. Ho capito male, Presidente, le chiedo scusa. Allora, riformuliamo il programma. Se il pubblico ministero è d'accordo per sentire il terzo, possiamo rimandare i 2 a casa e farli tornare domani mattina. Presidente. Signori, il programma deve essere osservato. Ecco. Presidente, chiedo scusa. Noi per domani mattina abbiamo assunto altri impegni. Signori, possiamo cominciare domani alle 12? Propongo una soluzione. Alle 13. No, signori, alle 13 è già il pomeriggio, insomma. Presidente, chiedo scusa. Cioè, noi dovremmo venire qui, cominciare. Noi dovremmo venire qui alle 9:30 come al solito. Cominciare le traduzioni. Presidente, chiedo scusa. E poi attendere che ci siano gli avvocati alle ore 12 per cominciare l'esame del testo. Questo è il programma. Presidente, chiedo scusa, se cominciassimo davvero alle 13 e non come si dice sempre oggi alle 15:30 abbiamo cominciato alle 18, allora l'udienza alle ore 9:30 e seguenti, significa che io e i miei colleghi veniamo qua alle 10 come ogni mattina, che le traduzioni cominciano alle 10 regolarmente e che poi aspettiamo gli avvocati, la presenza degli avvocati per cominciare alle ore 12. Questo è un impegno per questa sera, Presidente, mi sembra in assoluto. Se la Presidenza dice alle 13... Scusate un momento, sempre che possiamo sentire il terzo anziché i 2 coniugi, questo se il pubblico ministero è d'accordo. La condizione è quella, ovviamente faccio presente che domani si potrà riproporre lo stesso problema. Tutto dipende dal modo e dalla volontà di ciascuno di noi di portare avanti il processo. Quindi dico, anche domani si potrebbe porre il problema di una frattura tra l'esame del collaboratore o comunque dell'imputato di reato connesso Paladino e quello della moglie. Teniamo presente che domani è stato chiamato ed è presente, sarà presente anche un altro collaboratore, Filistat Salvatore. Dico, teniamo conto di tutto questo, se c'è la buona volontà di tutti, buona volontà non solo attraverso le parole ma attraverso i comportamenti, il pubblico ministero non pone nessun ostacolo al fatto di mutare il proprio programma e di far esaminare prima l'idrico. Però tutto questo a condizioni che verificheremo domani per il futuro, perché sapremo regolarci in futuro conseguenzialmente, quindi se tutti siamo d'accordo a iniziare puntualmente l'udienza domani mattina e a non poi opporre difficoltà se uno dei 2 testi viene sentito in relazione agli orari che frattanto si maturano in un momento successivo, il pubblico ministero... Signori, allora mi pare che valutate tutte le esigenze... Domani. Presidente, non posso essere domani mattina, se non posso esserci prima del... Presidente, scusi. All'una, qui... all'una. Io ho detto a mezzogiorno. Sì, Presidente, lei ha detto a mezzogiorno e l'abbiamo sentito, però lei sa che le udienze è difficile che finiscono per le 11:30. Se lei ci consente alle ore 13, noi puntualmente saremo qui alle ore 13. Superiamo tutto. Signori, questo comporta che io mi debba organizzare perché alle ore 13 puntualmente cominci l'udienza e ci siate o non ci siate? Certo, ci mancherebbe. Quindi ulteriore lavoro, ulteriori cose. Comunque. No, Presidente, scusi, noi non vorremmo metterla... Facciamo in questo modo. Non la vogliamo mettere in difficoltà, quali facciamo, non so, dico, cosa...
potrebbe cambiare. Perché avvocato Strano le può capitare qualsiasi inconveniente, non essere qui presente alle 13, certo, così come lei per gli altri. No, no, ma siamo non so qua. che fare. Se prendiamo un impegno è chiaro che saremo D'accordo, per le 13 di domani. Allora l'ufficiale giudiziario mi dovrebbe fare la cortesia di dire ai signori come si chiamano? Ce l'hai no? Li deve rimandare via e di presentarsi domani alle 12:30 puntualmente qui. E poi introduce il terzo testimone che è il signor ed è Ritrico. Presidente, chiedo la parola prima che è sotto protezione oppure no? Sì. Chiedo la parola prima che introduce il testo. Avvocato Liper. Avvocato Liper, che succede? Sì. Avvocato... Prego, dottor Bertini. Non so se sta entrando. No. Avvocato Liper. C'era una richiesta che era stata formulata dal pubblico ministero e volevo interloquire su questa richiesta. Io non ho soltanto dato la disponibilità del mio ufficio a mutare il programma. No, che c'è? Siamo tornati indietro. Cioè, il problema è di sentire i cosiddetti collaboranti ai sensi del 147. Sì, su questo può interloquire, certamente. Perché la Corte mi pare che ancora non abbia deciso. Presidente, credo che sia un punto cruciale di questi maxi processi degli anni 90. Noi avvocati svolgiamo il nostro compito con scienza e coscienza, cerchiamo di farlo, e con estrema onestà cerchiamo di farlo. Un momento certamente importante, visto che il processo sta dimostrando che al di là dei collaboranti non c'è niente, è proprio quello di ascoltare. Questo tipo di opposizioni sono gratuite e non le consento da parte. Non le consento di interrompere, Presidente, mi scusi, non parlo mai, quando parlo mi si interrompe, sto sviluppando un ragionamento, sentirò delle castronerie poi lei prenderà la parola, mi scusi, Presidente. Nessuno mi può togliere, solo lei mi può togliere la parola. Si è chiesto un intervento per interloquire sul 147. E sto sviluppando un ragionamento. E lo sviluppi allora sinteticamente e in tempo. Signori, per favore, avvocato Libera, Presidente, io sono sempre convinto, sempre educato e vengo sempre però attaccato. devo contraddirla, non è vero che lei non parla mai. Io sto sviluppando un ragionamento, se dico delle bestialità poi lei mi censura, ma non posso essere interrotto. Voglio dire questo, Presidente, ascoltare i collaboranti poi sostanzialmente ed erroneamente sono dei testi. Ora, i testi sono persone umane, creature umane che hanno degli occhi, hanno delle palpebre, hanno delle guance, degli sguardi, e tutte queste cose che ho appena accennato ci servono a noi difensori, a voi magistrati giudicanti, a voi magistrati della pubblica accusa, per capire, per intuire se una persona mente oppure non mente. Questo è il punto, Presidente. Impedirci a noi avvocati, che non abbiamo potere di nulla, di guardare in faccia colui che accusa una persona di un assassinio e poter poi formulare le nostre critiche. A chi giova, Presidente? A chi giova? Gli imputati, abbiamo paura dei detenuti? L'edilizia carceraria moderna ha fatto sì che i detenuti non guardano proprio nessuno, perché è impossibile, messi in maniera orizzontale, di poter vedere nemmeno voi giudici, figuriamoci i collaboranti. Ma io avvocato, se poi la Corte non me lo consente, questo è un altro discorso, ma io avvocato ho il diritto, il dovere di richiedere i mezzi per poter esercitare l'alto ministero, perché io ho giurato nell'interesse superiore della giustizia prima di fare questo lavoro. Non è che ho giurato nelle mani del mio cliente, del rapinatore, ho giurato nelle mani del Presidente della Corte d'Appello, e lo ricordo a tutti. E allora le chiedo, Presidente, perché è un problema su cui la Corte deciderà e varrà per tutto il processo, per questo e per quell'altro, per il processo gemello. Non siamo d'accordo sul fatto che, non sono d'accordo, io uso a volte il noi, le chiedo perdono, non sono d'accordo sul fatto che si impedisca al difensore di guardare in faccia il criminale reo confesso che viene qui a lanciare accuse anche nei confronti di galantuomini. Non sono d'accordo, io personalmente lo voglio guardare in faccia per poter poi assumere le mie determinazioni. Non solo, Presidente,
ai sensi del 147 bis, poiché si dice che questo 147 bis riguarda le persone ammesse a programmi o a misure di protezione. Io esigo vedere il programma, io esigo che la Corte veda il programma, perché non basta qui la parola del re Farouk che dice io sono sottoposto al programma. La Corte lo deve verificare, io non vedo niente, ma la Corte lo deve vedere, il programma, l'atto ministeriale con cui l'individuo è stato accettato a questo programma, a questa misura di protezione. Questo è indispensabile, perché chiunque può venire qua, ieri veniva Berlusconi e diceva sono sottoposto al programma, ecco, non ci credevamo? Quindi è importante che colui il quale si presenta e fa questa dichiarazione esibisca l'atto amministrativo che legittima quelle tutele che comunque devono salvaguardare, devono tutelare il Avvocato, la Lega prendeva la norma, perché le sta signori, per favore, vi prego di non venire a polemiche tra le parti, perché perdiamo più tempo. Le regole importanti, Avvocato Liberi, se lei ha finito. Io ho terminato, Presidente, però le regole valgono per tutti. Lei non ha mai sentito interrompere qualcuno? Voglio dire una cosa, in tutte le aule in cui si celebrano questa specie di processi, lei ha visto come nella prima aula che c'è uno schermo, Presidente, che, scusi, Presidente, posto attorno, mi siedo. Sono stato una settimana fa alle Bibbia, Presidente, posto attorno, dietro e ai fianchi del testimone. Questo per impedire non che gli imputati guardino il testimone, ma che il testimone guardi gli imputati, che è una cosa diversa, e deve essere rivolto nei confronti della Corte per questa ragione, non per presunti più o meno motivi di sicurezza che sono tutt'altra cosa. Presidente, quindi, mi permette e poi mi siedo. Siccome questa considerazione, scusi, dove come in quest'Aula o a Re Bibbia non c'è non è predisposto questo, è perché è stato progettato sempre con una valutazione a prioristica, è stato progettato un altro sistema che è quello della teleconferenza, non a distanza lunga ma a brevissima distanza. Cioè in quest'Aula è predisposta un locale dove il testimone dovrebbe essere isolato, fuori dall'Aula completamente, quindi sottratto anche al controllo visivo non solo delle parti ma anche della Corte. Ora questo modo queste valutazioni fatte in via prioristica naturalmente possono essere disattese in considerazioni di particolari circostanze. Siccome io non vedo motivi validi per disattenderle, allora dispongo che intanto la Corte abbia la percezione visiva di questo collaborante e mi riservo qualsiasi altra decisione per questo collaborante o per altri collaboranti di farli appartare se sarà necessario nell'Aula che è destinata proprio a questo tipo di esperimento, di atto istruttorio. Quindi dispongo che sia posto nei confronti della Corte che dietro siano disposti gli uomini del servizio di protezione a fargli da schermo. Di uno schermo vano purtroppo. Devo dire ancora un'altra cosa, signori, ci dobbiamo mettere d'accordo, dice le trasferte no, cercheremo di limitare le trasferte al minimo possibile. Badate però che il prezzo che dovremo pagare è quello delle teleconferenze. E come lo mettiamo con gli argomenti che sta portando avanti l'avvocato Libera? Le mettiamo soltanto a verbale. Cioè, ecco, allora cerchiamo un momentino, signori, di non prenderci in giro reciprocamente. E questo è quello che sto cercando di dire per tutta la durata del processo. Cerchiamo di guardare in faccia la realtà e di comportarci di conseguenza. Ora, per favore, avvocato Libera, si sieda e si introduca il testo. Presidente, credo che Presidente. Signori, non ammetto più sull'argomento nessun intervento. Presidente, mi volevo concedere dalla Corte facendo la mia richiesta, lei non me lo consente di fare, ne prendo atto. Presidente, fuori silenzio.
Quale difensore di ufficio io, signor Presidente, mi allontano, a nome mio saluto l'Avvocato Calì. Grazie. Grazie Avvocato, si accomodi. 4 bastano, altrimenti poi io non vedo più. No. 4. In questo modo mi viene impedita la visione, bisogna stringersi. Ecco. Va bene così. E allora, signor, si può avvicinare il microfono, se lo avvicini, signor Litrico. Se lo avvicina ancora di più, in modo che ci facciamo sentire in tutta l'aula. Litrico Matteo, nato? Nato a Catania 14/4 del 90. Sì. Lei, signor Litrico, è imputato, indagato in procedimenti connessi a questo che stiamo celebrando. Qual è la sua posizione? Sono un collaboratore. Ma collaboratore rispetto a che cosa? Vuole esplicitarlo il pubblico ministero? Qual è la posizione del Litrico? Non è imputato in procedimenti connessi, anzi in alcuni procedimenti potrebbe assumere o ha assunto la posizione di parte offesa. Quindi ha la capacità di testimoniare integra rispetto al nostro processo. Allora, lei è sottoposto a programma di protezione, signor Litrico. La formula del giuramento, per favore. Signor Presidente, chiedo scusa se interrompo, vorrei comunque far presente che in un procedimento, il cosiddetto procedimento dei brogli elettorali, il signor Litrico ha riportato condanna in quanto avrebbe richiesto, e questa è la sua condotta giudicata penalmente rilevante, gli apporti di un clan malavitoso per supportare, io lo faccio presente alla Corte. È la vicenda di mafia politica. Sì. Ma c'ha elementi di convergenza, di connessione con questo procedimento. Vennero chiesti a esponenti del clan del Malpassoto. Che sono imputati in questo processo? Alcuni sono imputati in questo processo. E allora dobbiamo ritenere la sua capacità di testimoniare ridotta, quindi non deve giurare, deve essere assistito da un difensore, ha facoltà di astenersi dall'esame. Presidente, mi scusi. C'era un difensore per Litrico, mi pare. Sì, Presidente, sono presente io, Giorgio Colangeli del Foro di Roma. E mi voglio scusare, Avvocato, io non la vedo, dovrebbe spostarsi da questa parte. Sì. Presidente, mi scusi. Ho difficoltà, dovete spostarvi alle ali. La ringrazio, Avvocato. Presidente, mi scusi, l'Avvocato Antille. Avvocato Antille. Sì, no, prego, mi dica. No, è che si deve annunciare ogni volta perché messo lì proprio non riesco a vederlo. Sì. Volevo chiederle questo, Presidente. Il Procuratore della Repubblica poc'anzi ha dichiarato che in verità il signor Litrico è imputato del reato connesso, mi pare di capire, per un aspetto. È in condizione di documentare la Procura della Repubblica questa circostanza o no? Io credo, signor Presidente, che la qualità soggettiva, cioè dire la premessa strettamente tecnica, se il soggetto sia o meno imputato reato connesso o in procedimento collegato o possa invece assumere varie teste, vada riscontrata e accertata dalla Corte. Diversamente si consentirebbe alla parte che chiede l'audizione del dichiarante di affermare così labialmente, sic et simpliciter, la qualità ed da essa discende poi la disciplina della sua audizione. Credo che questo sia un fatto da accertare pregiudizialmente, in quanto diversamente la disciplina dell'audizione del signor Litrico non potrà che essere altra rispetto a quella. La possiamo accertare immediatamente interrogando in proposito l'interessato che è qui. Presidente, io vorrei sapere se è imputato o condannato di reato connesso. Perfetto, questo lo possiamo chiedere. Se è condannato con sentenza passata in cosa giudicata?
Non lo so. Presidente, mi scusi, la dichiarazione che rende alla sua domanda in quale disciplina si inquadra? Perché ove egli... No, signor Presidente, mi scusi, perché ove egli richiesto dalla Corte affermasse una cosa non corrispondente al vero, si chiede di sapere se in quel caso si configuri un reato oppure no. Allora, cerchiamo... Va bene. Sì, certo. Pubblico Ministero. Presidente, il Pubblico Ministero dichiara che il litrico Matteo è stato condannato per il reato di violazione della legge elettorale. Questa dichiarazione secondo noi basta, la difesa poi avrà tutti i motivi e tutte le occasioni per proporre in tutte le sedi. La dichiarazione del Pubblico Ministero è sufficiente per questa Corte, possiamo procedere. Quindi lei intende sottoporsi all'esame? Sì. Il Pubblico Ministero può procedere. No, tranquillo. Signor Litrico. Mi scusi ancora un momento, io desidererei, se è possibile, che l'avvocato Strano si spostasse verso la mia destra o dove preferisce, se non gli arreca molto disturbo. La ringrazio. Lo stesso per l'avvocato Sambataro. Grazie. Vediamo di procedere. Molti le domande del pubblico. Signor Litrico, da quanto tempo ha iniziato la sua attività di collaborazione con l'autorità giudiziaria? Il 22 marzo del 1993. Può dire alla Corte quali sono state le sue principali occupazioni lavorative nel passato? Sì, la principale attività erano nel campo delle scuole guide, poi avevo un grosso rifornimento di benzina a Viale Odorico da Pordenone. Ho fatto ho fatto una costruzione insieme a Spambinato Giuseppe come impresa Asco. Queste sono le principali attività che facevo. Ha svolto anche attività politica, signor Litrico? Sì, signore. Sono stato assessore al Comune di Catania, consigliere comunale e quindi assessore al bilancio, al sport, al turismo ed altre cose. Ci può dire in che periodo, signor Litrico? Sì, 85 e 88. Militava in qualche partito politico? Sì, signora, il Partito Repubblicano. Parlava poc'anzi di Spampinato Giuseppe. Ci può dire quando iniziò il rapporto lavorativo con il signor Spampinato Giuseppe? Spampinato Giuseppe, ci conoscevamo fin da ragazzi, che abitavamo nella stessa zona. Poi lo rincontrai nel 1973-74. Allora il signor Spampinato mi propose, perché lui inizialmente faceva l'elettricista, faceva appartamenti, faceva elettricista praticamente, e lavorava con diverse imprese. Poi si mise nel campo della costruzione e mi propose di fare praticamente una società per fare una costruzione di alloggi civili praticamente. E quindi io accettai e si iniziò questa costruzione. Poi ci sono state delle difficoltà, che nel 73-74 c'era la ristrettezza creditizia e quindi abbiamo molte difficoltà ad avere mutui o prestiti presso di banche o finanziari. E chiese gli apporti di qualcuno al fine di agevolare la concessione dei prestiti di cui ha fatto riferimento? Sì, allora un'altra avevamo chiesto un mutuo alla Cassa Centrale di risparmio. Allora quando, Litrico? Nel 74-75. Abbiamo chiesto perché praticamente il terreno non era stato contante, non era stato pagato in contante e quindi per ottenere l'atto pubblico praticamente il proprietario, che era scelto Enza Ganci e Gattuso, volevano che il terreno fosse pagato in contante. Abbiamo chiesto 300 milioni di prestito per intervenire all'atto pubblico e quindi poi praticamente chiedere un mutuo.
centrale di risparmio, allora c'era una forte ristrettezza creditizia fra 74 e 75, siamo stati ricevuti dal direttore Pugliese e il direttore pro tempore della Cassa Centrale di Risparmio, e lui disse: guarda, è impossibile perché i mutui vengono concessi solamente alle grosse imprese tipo Costanzo, Graci, Rendo, eccetera. Allora io mi conoscevo personalmente un certo dottore Leonardi, che era stato assessore al comune di Catania, era amico di famiglia anche, e lui mi presentò l'onorevole Modesto Sardo, il quale ci portò dal dottore Puglisi praticamente, ma anche qui purtroppo il direttore dice: senti, io non posso fare niente, e qua la situazione, e allora l'ho sbambinato, dicendo: qua l'unica cosa che dobbiamo fare è intervenire, dice, è l'impresa Costanzo, e quindi praticamente il Santa Paolo, perché lui può intervenire perché è molto amico, e Sapuccio Marchese anche, che mi diceva che erano imparentati con l'impresa Costanzo, e quindi dopodiché forse interveniva anche Drago a livello con Costanzo, e praticamente dopo qualche mese ci hanno concesso questo prestito di 300 milioni. Può dire qual era il terreno interessato all'attività della società di cui lei faceva parte? Sì, signora, il terreno era in Viale 20 settembre 25 a San Gregorio di Catania, era attaccato ai prati praticamente, era limitrofo al comune di Catania, però era comune di San Gregorio di Catania. Può indicare il periodo di tempo nel quale lei ha fatto parte della società insieme allo Spampinato? Il periodo è stato: abbiamo costituito praticamente una società per azioni nel 74, Poi nelle more della costruzione abbiamo avuto diverse disavventure, diciamo, come ci hanno bloccato le licenze edilizie, perché abbiamo comprato questo terreno con le licenze già praticamente rilasciate dal comune di San Gregorio, però dopo che abbiamo iniziato i lavori, dopo qualche mese ci fu sequestrato il cantiere perché le licenze erano state rilasciate, e quindi è stato arrestato anche il sindaco e alcun amministratore del comune di San Gregorio, e praticamente queste licenze erano state rilasciate, fatti a detta di un getto ingegnere Adamo. In una notte erano 17 licenze per 17 palazzini con circa 1000 vani praticamente. Quindi con lo Spampinato io sono stato in società fino a 1989, quando sono stato costretto a vendere le mie azioni. Di 700-800 milioni con perizia giurata le ho dovute vendere per 50 milioni. C'è una perizia giurata fatta dalla Procura di Catania, praticamente questo perizia giurata che riguardava cosa, signor Litrico? Perizia giurata era il valore dell'immobile della società, quello che aveva la società, il valore della società praticamente. Rispetto al momento in cui lei, come ha detto, è stato costretto a cedere le sue quote, la perizia giurata quanto tempo prima era stata fatta? Mi scusi, dottore Marino, non ho capito la domanda. Rispetto al tempo in cui lei è stato costretto, come ha detto, a cedere le quote della società, la perizia giurata, sì, quanto tempo prima era stata fatta? Circa massimo un anno era stata fatta, quindi poteva avere più valore e non meno valore, diciamo. Lei perizia giurata praticamente l'ho fatta io e Spampinato e mio socio, l'abbiamo chiesto all'ingegnere Conte, che ho legato copia, ha dato copia al magistrato.
lei, Litrico, ha detto è stato costretto a cedere le quote. Ci può indicare le modalità attraverso le quali sarebbe stato costretto a cedere? Io ero circa dal 1988 al 1987, così ero in difficoltà praticamente finanziarie, quindi ho detto allo Spambinato e praticamente io me ne devo uscire e facciamo una transazione, io divento l'azione e ho detto per me basterebbero 300-400 milioni, il valore è molto di più, anche il doppio o più del doppio, però dato la situazione se tu me la puoi dare. Spammiato ha detto no, prima facciamo una perizia di giurata e poi vediamo. Comunque è uscito che c'erano come 1 miliardo, circa 2 miliardi di immobili di proprietà della società. Io ho detto allo Spammiato dammi 200-250, no, dice poi ti do la risposta. Poi mi ha fatto avvicinare da alcune persone tipo Saro Grillo, Santo Nicodera, Galletto Campanella eccetera, e l'ho dovuto vendere nel febbraio dell'89 al figlio Maurizio per 50 milioni. Ma queste persone che ebbero ad avvicinarla, cosa le dissero specificamente? Le dissero tu lo sai questi soldi di chi sono, che Spambinato. Presidente, chiedo scusa, c'è opposizione a questa domanda perché questi fatti sono posti a fondamento di un'altra ordinanza di custodia cautelare portante il numero 2323/95 ed è pendente avanti la terza sezione del Tribunale Penale di Catania. Non si rilevano profili di inammissibilità, si rigetta l'opposizione, può rispondere. E quindi mi avvicinarono queste persone che ho menzionato poco fa, praticamente mi hanno detto senti tu devi vendere perché a Cavaliere Spambinato, perché i soldi non sono di Spambinato, sai, sono i soldi del clan di Santa Paola, di Carletto, di Nitto Santa Paola. Se non vendi per te ti consigliamo di vendere, se no praticamente, e mi minacciavano ogni giorno, venivano all'autoscuola a farmi queste praticamente minacce. Litrico, lei ha indicato poc'anzi Campanella Calogero, detto Carletto. Quando se l'ha conosciuto, ebbe a conoscerlo? Ma sarà più di 15 anni sicuramente. Può indicare alla Corte in quale circostanza ha conosciuto il Campanella? Sì, praticamente l'ho conosciuto in cantiere dell'Asco, della società che facevo parte io con Spambinato, e quindi veniva sempre spesso a trovare Spambinato, me lo presentò, ogni tanto ci vedevamo, veniva in cantiere. E quindi in che anno approssimativamente, Litrico? È stato 76, 77, così approssimativamente. Lei conosce le ragioni per le quali il Campanella veniva a trovare lo Spampinato presso il cantiere da lei indicato? Le ragioni perché praticamente si conoscevano da diversi anni, così ho saputo, ti presento Carletto che il braccio destro di Santa Paola, quindi possiamo stare tranquilli, non abbiamo problemi come estorsione, come cose. Lei ricorda, signor Litrico, se il Campanella o familiari del Campanella ebbero la disponibilità di immobili costruiti dalla Asco? Sì signore. Su suggerimento di Spambinato, oltre precisamente Spambinato, qua circa nell'80-82, in stanotte siamo costretti a dare, dicevo, dobbiamo dare, no costretti, dobbiamo dare praticamente, regalare delle mansarde, una a Galletto Campanella, uno a Santa Paola, uno a un altro a Tano Laudani. E ho detto se tu dici vuoi rinunciare però non te lo consiglio, tu lo capisci, qua staremo tranquilli da oggi in poi, e quindi credo che se
se ricordo bene abbiamo fatto l'atto pubblico alla sorella del Campanella nel 1989, se ricordo bene. Cioè l'atto pubblico presso il notaio Scarvaglieri, sì signore. Presso il notaio Scarvaglieri. Sì, signore. E questo l'atto pubblico? Sì, signore. Fu stipulato un preliminare in antecedenza? No. E la disponibilità dell'immobile, il Campanello e i familiari del Campanella, sì, quando la ebbero, signor Litrico? Ma penso 1980-82, così ricordo bene. Fu pagato un prezzo? Non signore, abbiamo messo all'atto pubblico un prezzo che non ricordo, irrisorio, so 5-6 milioni, però non fu pagato nessun prezzo. All'epoca a che prezzo, diciamo a vano o a metro quadro, venivano venduti i vostri appartamenti? Sì, nell'80, no, a vano diciamo vendavamo sui 12 milioni a vano, se ricordo bene. Prima anche nel 75-86 di meno, 8 milioni, 6 milioni, per un quel periodo di più, nell'80-82. Siamo arrivati fino ai 15 milioni. Lei, signor Litrico, ha mai conosciuto tale Samperi Severino Claudio? Sì signore, lo conoscevo così, sì, non tanto diciamo, non avevamo rapporti con Claudio, solo che il padre vendeva fiori via Ventimiglia, però una volta, non ricordo, una o due volte è venuto a casa mia in occasione di qualche campagna elettorale, facevo delle feste, ma non mi ricordavo nemmeno il nome, capito? Lei ricorda se ha mai visto il Campanella assieme al Samperi, signor Litrico? Sì, qualche volta lo vedevo, ma nel circa 85, 86, così 87, ai fini degli anni 80, ecco. Chiedo scusa, ai fini degli anni 80, sì, ha detto 85-86? Sì, sì. E ricorda l'occasione, se lo ricorda? L'occasione non mi ricordo, dottore, non ricordo bene l'occasione. Mi sembra, se ricordo bene, l'ho visto alla Racchetta una volta, se ricordo bene. O presso la derubazione dei Lorè, che non c'era altro posto in cui vederlo. Lei ha avuto modo di assistere ai colloqui fra il Campanella e lo Spampinato, signor Litrico? Sì, ogni tanto quando parlavano assistevo, io non sempre, perché io mi allontanavo anche per discrezione, loro erano più in buoni rapporti, mentre io ero, diciamo, non ero molto amico, ecco. Per quanto riguarda le forniture per le strutture immobiliari che stavate costruendo, sì, avete mai ricevuto indicazioni ben precise in ordine alle stesse? Sì, appena praticamente abbiamo comprato questo terreno, lo Spampinato mi disse, sai, tutta la maiolica che praticamente ci serve per la costruzione dei 1000 vani, e la dobbiamo vendere a Palermo, perché c'è un amico di Nitto Santa Paola, un certo dottore Rino Alagna, che ha un deposito all'ingrosso di maiolica e di rivestimenti, quindi a pavimentazione. E infatti una volta andammo a Palermo con Spampinato, praticamente, e siamo andati a parlare con il dottor Alagna. Dopo alcuni giorni questo ci ha mandato circa 100 milioni, ricordo bene, di mattonelle già guidanzate, praticamente. E successivamente avete corrisposto il prezzo? Il prezzo, sì, dopo abbiamo dato qualche appartamento al dottor Alagna, dei soldi abbiamo dato, che abbiamo pagato anche di più, penso, perché poi l'appartamento l'abbiamo dato dopo qualche anno praticamente, e quindi allora c'era 100 milioni, che credo che abbiamo dato un controvalore di circa 200 milioni in appartamenti,
appartamenti, mansarde, non ricordo bene, che lui questo atto pubblico l'ha venduto, fatto vendere dall'agenzia ad altre persone, però come vermouth abbiamo dato appartamento, garage, mansarda, non ricordo bene. Lei, Litrico, ha mai conosciuto personalmente componenti della famiglia Santapaola? Sì, io ho conosciuto Pippo Santapaola perché veniva, praticamente anche lui abitava all'impresa Asco. Poi ho conosciuto il signor Nitto anche per quanto riguarda l'Asco, quando si cominciò a iniziare la costruzione. Ci può ricordare l'occasione in cui ebbe a conoscere il Nitto Santapaola? In occasione quando ci fu sequestrato il cantiere, per i motivi che ho detto prima, perché le licenze non erano conformi al piano regolatore, praticamente spalminate, siamo rovinati, dobbiamo trovare un sistema per sbloccare questa situazione. E praticamente possiamo dirlo solo a Nitto perché ci può sbloccare questa cosa. Allora una volta venne un certo signor Ragusa, un certo signor Coco, un certo signor Coco, un certo Ragusa, Nitto Santapaola, altre persone. E quindi si parlò, praticamente c'era anche, se posso fare, c'era anche un magistrato, quindi che potevo, praticamente, che è venuto a questa riunione. Ma Litrico, che a lei risulti ci siano stati interventi di qualcuno per sbloccare quella situazione? Sì, c'è stato l'intervento del commissario regionale, credo che allora si chiamasse Russo, perché siccome il piano regolatore non era stato approvato, e quindi praticamente questo giudice insieme praticamente al commissario chiamò, lui diceva che andò a parlare con questo dottor Russo che era un commissario regionale, e poi abbiamo presentato una variante al comune di San Gregorio e penso che dopo 3, 4, 5 mesi ci sono state rilasciate le nuove licenze. Lei ha parlato poc'anzi ha fatto un'indicazione del Santapaola in occasione appunto della necessità di sbloccare la situazione. Sì. Le chiedo, le risulta che il Santapaola sia intervenuto in qualche modo per sbloccare quella situazione? Sì, a me mi risulta, che ci ho parlato. Da che cosa le risulta, signor Litrico? Mi risulta anche che è venuto il signor Sema Ragusa e Coco e questo magistrato e poi abbiamo avuto queste, e dopo 4-5 mesi è stata sbloccata questa cosa. Le licenze edilizie. Lei ha parlato poc'anzi di un signor Ragusa, può fornire qualche altra indicazione in merito al signor Ragusa? Ragusa Alf era praticamente il titolare della concessionaria Pammecar. E il signor Coco? Il signor Coco credo che fosse rappresentante di mobili o avesse un negozio di mobili. E lei sa dove avesse il negozio o l'ufficio il signor Coco? Sì, credo che se ricordo bene, sono stato in via Battello dove c'era il comparcio del mobile, se ricordo bene, se non vado errato. Comunque io l'ho visto diverse volte anche in cantiere che veniva spesso, così per parlare con Spalminato di altre cose che io non volevo entrare. Signor Litrico, vi furono altri incontri rispetto a quello indicato per discutere di questa vicenda relativa alla Asco? Sì, praticamente la cosa era un po' complicata, queste situazioni, il blocco delle licenze era un po' complicato e allora questo magistrato, io mi permetto di omettere il nome, veramente si è fatto una riunione nello studio del mio avvocato, del nostro avvocato, l'avvocato dell'impresa. E c'ero io, Spambinato, allora c'era il sindaco pro tempore, non so se si chiamasse Sciuto o meno, Nitto Santapaola e Spambinato, e il nostro avvocato. E quindi dopo alcuni incontri, ho partecipato 2 o 3 volte credo di incontri, e poi Spambinato mi diceva no, meglio che tu non vieni perché queste cose le discutiamo noi e le facciamo noi. E poi così è successo.
successo perché sono sbloccate le licenze e ci hanno rilasciato le nuove licenze. Signor Litrico, lei ha mai frequentato il ristorante La Costa Azzurra? Sì, signora. Sì, ero amico di Eliodo e il titolare, che eravamo compagni di scuola, quindi. Lei è mai stato a pranzo, a cena alla Costa Azzurra con il signor Spampinato? Sì, signora. C'è stato in più occasioni il signor Litrico in compagnia del signor Spampinato? C'erano altre persone? Chiedevo innanzitutto se c'è stato in più occasioni. Sì, sì. La Costa Azzurra sì, ci siamo andati diverse volte. Ricorda in quelle occasioni chi erano i presenti? Praticamente presenti c'era questo magistrato, Santa Paola, Carletto, Alfio Ragusa, e c'era un funzionario di polizia che non ricordo il nome. Chiedo scusa, ha indicato un Santa Paola? Sì, signore. E può indicare il nome? Nicto Santa Paola. Signor Litrico, lei ha indicato in più occasioni, ha fatto riferimento a un magistrato, e è mio dovere chiederle il nome, visto che si sta esplorando una determinata vicenda e si sono fatti i nomi di tante persone che hanno preso parte a quell'incontro, quindi sono io a chiederle il nome del magistrato. Sì, signore, il magistrato è il dottor Paolo Lucchesi. Attualmente credo che sia all'apertura di Mascologia e prima era all'apertura di Gela. Può indicarci il nome del funzionario di polizia? E allora è il dottor Piazza. Dove prestava servizio il dottor Piazza, signor Litrico? Alla questura in via Piazza Ogninella. Signor Litrico, lei ha indicato più incontri con il Santa Paola, se li può collocare nel tempo? Io ho detto qualche diverse volte in cantiere. No, nel tempo, chiedo scusa Litrico, nel tempo. Nel tempo penso dal 75 in poi, 74, 75 fino all'80, 82, se ricordo bene, 85. E il letto lo vedeva sempre, perché lo vedeva alla torrefazione dei Lorè. Lei conosce i signori Lorè? Sì, signore. Ci può dire in che epoca li ha conosciuti e come li ha conosciuti? Li conoscevo da giovanissimo, diciamo, però così come conoscenza non eravamo amici. Poi i Lorè li ho conosciuti praticamente. Io nel 1989 ho subito un'estorsione da parte di altri gruppi malavitosi al distributore di benzina di via Lodrigo da Pordenone, e allora praticamente poi sono stato interrogato, il dottor Zucchero arrestato, sono stati condannati me e Stortore. Li aveva denunziati lei, signor Litrico? Non, signore, l'ho denunziato io. Loro avevano i telefoni sotto controllo e quindi ci ha chiamato il dottor Zucchero, allora era il dottore Rossi, e praticamente mi ha chiamato mio genero, che seguiva anche il distributore di benzina, e mia figlia, e ci hanno separato, poi ci hanno interrogato l'uno con l'altro. Io ho dovuto confermare le telefonate che io ricevevo, minacce di morte per pagamenti, avevamo pagato circa 40-50 milioni, non ricordo più, una mensilità di circa 3 milioni al mese, e quindi praticamente non potevo esimermi, ho dovuto confermare. Il mio genero anzi si voleva negare, però dice: lei perde il posto perché è vigile urbano e lo restiamo per reticenza. E ho parlato, li hanno arrestati e sono stati condannati. Lei conosce i nomi degli imputati di quel procedimento? Li ricorda, signor Litrico? Sì, uno si chiama Filippo Fode, uno si chiama Sciuto Maurizio,
un altro si chiama Sciuto Antonino che è morto ammazzato, e un altro mi sembra che sia la famiglia dei Digne, degli Sciuto praticamente. E Filippo Foti ricordo sicuro, Filippo Foti, Sciuto Maurizio ricordo sicuro, altri non ricordo bene. Signor Litrico, lei indicava poc'anzi questo episodio e lo collegava con la conoscenza del Lorrè. Se può darci ulteriori spiegazioni in merito. Sì, e praticamente io volevo fare prima una premessa. Quando praticamente ho subito questa estorsione, siccome ero sotto estorsione, sotto usura, da quasi tutti i gruppi malavitosi che esistono a Catania, che lo posso dimostrare, con alcune operazioni che sono state fatte dalla magistratura e dalla polizia, praticamente ho detto io al dottore Zucchero, al dottore Rossi, per favore dottore, faccia finta di fare lei, ottiene una perquisizione nei miei uffici e li troverà praticamente quello che vuole trovare, di assegni provenienti da estorsione e da usura. Allora ricordo che il magistrato ha autorizzato, e ce l'ho copia che posso dimostrare, ha autorizzato praticamente questa perquisizione e hanno trovato circa 4, ho fatto trovare io, io l'ho fatto per non far capire che ero io. Infatti allora l'ispettore Trombetta, la narcotici, la Dina e l'ispettore Torisi hanno fatto una perquisizione. Praticamente hanno trovato 400 milioni. Chiedo scusa Presidente, forse non si sente. Signor Litrico, non si sente, ma insomma... dovrebbe alzare la voce e parlare. Presidente, le chiedo scusa Presidente. Dovrebbe scandire meglio le parole. Grazie. Presidente, mi scusi, profitto di questo intervallo, nomino mio sostituto processuale, l'avvocato Mario Giuffrida, grazie. Grazie a lei. Allora, prosegua. Quindi quando io ho subito questa estorsione nel 1989 precai i pubblici ministeri, il dottore Zucchero e il dottore Rossi, se praticamente potessero fare un mandato di perquisizione nei miei uffici, che io avevo preparato degli assegni che erano provenienti di usura ed estorsione. Praticamente trovarono diversi assegni di Lorè Filippo, diversi assegni di Aiello, Francesco e ad altri gruppi malavitosi per un valore di 400 milioni. Poi sono stati archiviati questi assegni, praticamente non so per quale motivo sono stati archiviati, se la magistratura stessa ha ordinato di fare perquisizione proveniente di estorsione d'usura, e io li ho ripresi questi assegni circa 1 anno e mezzo, 2 anni fa dalla squadra mobile, e ce l'ho in possesso io. Alcune sono servite per dichiarazioni spontanee che ho fatto ai pubblici ministeri e sono allegate alle dichiarazioni che ho fatto io per le altre operazioni, l'IRA ed altre cose. Signor Litrico, le ripeto da capo la domanda che le ho posto poc'anzi, prima che lei facesse la premessa. Prego, scusi, dottore. Lei aveva indicato il Lorrè in occasione della estorsione che aveva subito presso il distributore. Se può spiegarci le ragioni e cosa c'entri il Lorrè con quella vicenda. Sì, praticamente io quando ero sotto estorsione di questi Sciuto, diciamo, del clan dei Sciuto, una volta me l'ho cercato io, è venuto, ho parlato con Galletto Campanella. Certo, Galletto, sente, sono sotto estorsione, lei che può fare? Dai, io però non posso fare niente perché già il danno l'hanno fatto, non posso intervenire, però quando tu definisci questa cosa, sei interessato, ti chiamo, o ha detto di interessarsi, non penso anzi che l'abbia fatto, perché abbiamo continuato a pagare. Poi sono state arrestate e mi ha detto Galletto, ti conviene che tu ti do la mano io, prendi il caffè, perché avevo il bar, come ho detto prima, al piano di Cuore Pordenone, da mio zio e Lorè Filippo, ti fornisci del caffè da Lorè Filippo e così tu avrai la tranquillità di non subire più estorsione ed altre cose. Ma perché questa fornitura di caffè le avrebbe consentito di avere la protezione, signor Litrico?
Ma perché io... Le spiegò le ragioni il Campanella? Sì, poi io le dissi anche praticamente le ragioni che loro praticamente quasi tutti i bar di Catania praticamente si rifornivano dall'Orre Filippo, perché praticamente il Campanella ed altre persone praticamente imponevano di comprare il caffè dai Lorre. Lei citava poc'anzi dei rapporti creditori con il Lorre. Signora. Sì, circa nel 1989 o 1990, non ricordo bene, veramente continuando la mia disastrosa situazione praticamente finanziaria, praticamente chiese, sono andato da Filippo Lorre in via Caduta del Lavoro, credo che no, via, mi ricordo come si chiama la via, comunque in un'altra via dove degli Abruzzi, cioè chiesto di Filippo, io sono in difficoltà abbastanza, notevole difficoltà, io il caffè lo sto prendendo da te, tu c'è la garanzia che io ti faccio una buona fornitura di caffè, se tu mi puoi fare un prestito a livello, perché tutte le società dei caffè praticamente tipo la Torrisi e ai bar fanno dei prestiti senza interesse, dice no, sai, io non lo posso fare perché c'è un sacco di soldi fuori, ho fatto già dei favori ad altre persone e te non te lo posso fare, comunque se tu hai di bisogno, però naturalmente deve pagare l'usura al 10 al 15%. Dico, eventualmente io non ti posso più forte servire, Litrico, più forte. Io non ti posso servire, se tu vai praticamente ne parli con Carletto, ne parli, o vai alla Recchetta da Orofino, parla con lui che ti presenterà una persona che praticamente che ti può aiutare. Però poi dici sempre la cosa, praticamente ne responsabile ne sono io di queste somme. Sono andato da Alfio Orofino alla Recchetta, raccontato il fatto, lui mi ha detto che vediamo che possiamo fare, e mi ha presentato un certo Turi Piazza, un uomo anziano, sui 65-70 anni. Dopo una settimana, penso, gli ho telefonato all'Orre che avevo urgenza di reperire questa somma, perché dovevano fare fronte a debiti con le banche. Sono andato, ho telefonato all'Orre e dico, va bene, domani viene, ti do una prima transi di un po' di soldi. E allora lui mi ha dato un acconto, non ricordo bene, 10-20 milioni, e poi me le liquidò nel giro di 4-5 giorni. Io gli rilasciai un assegno, se ricordo bene, firmato da mio figlio, di 70 o di 80 milioni, ma credo di 70 milioni. E poi? E lui mi diede il netto ricavo con assegni praticamente suoi di circa praticamente di 63 milioni, se ricorda bene, ma penso sono 63 milioni. E il tasso quant'era? Il tasso era sul 10%. Le dissero a chi andavano gli emolumenti? Praticamente Lorè, quando mi ha liquidato la somma praticamente di usura, mi ha detto che questi soldi tu sai di chi sono di Carletto, sono di Santa Paola, quindi stai attento, se sbagli sei finito, quindi devi pagare a qualunque costo. Le fu richiesta la restituzione di quella somma? Sì, mi fu richiesta. Presidente, chiedo scusa, permane l'opposizione a questo genere di domande perché siamo entrati nel vivo e nel contenuto, nella specificazione dell'estorsione contestata in altro procedimento. Tra l'altro richiamo un'ordinanza emessa dalla Corte all'inizio di questo processo che trattava proprio questo argomento. Grazie.
si ritiene che l'oggetto della indagine che sta conducendo in questo momento il pubblico ministero attiene alla prova del delitto di cui l'articolo 416 bis, per cui ribadisco che non si rilevano profili di inammissibilità. Rigetto l'opposizione, può rispondere. Vi fu alla scadenza praticamente degli assegni il Lorre, praticamente io non avendo la somma praticamente da restituire ho detto se gentilmente me le poteva rinnovare questi assegni pagando. Mi disse sì, vediamo che possiamo fare, fai da Orofino, parla con questo signor Piazza e praticamente poi sono andato da Orofino, ho fatto la trafila, sai, ha trovato delle difficoltà enormi, comunque alla fine ho portato praticamente 7 milioni contanti in usura e ho rinnovato gli assegni. Può riferire alla Corte, signor Litrico, a quanto ammontavano quegli emolumenti nel tempo? Nel tempo? Ma nel tempo dopo, perché praticamente il sistema degli usurari è semplice, come io ho potuto constatare personalmente, praticamente loro richiedono il rinnovo dell'assegno, deve pagare l'usura per contante e poi ci deve portare un assegno, un altro assegno, poi l'assegno che tu hai dato la prima volta non te lo restituiscono perché dicono non ce l'abbiamo noi, è un'altra persona, sai, ti ho fatto un favore, quindi queste somme aumentano, addirittura aumentate da 70.000 aumentate a 325 milioni addirittura che io dovevo restituire e come paghevo. Prego. Chiedo scusa Litrico, ricorda se le fu fatto un conteggio per questa somma da restituire? Sì, un conteggio io penso di aver dato a lei o di averlo nelle mie carte. Ricorda chi ebbe a stilare quel conteggio, signor Litrico? Chi venne? Chi stilò materialmente di pugno quel conteggio? Il signor Lorre o da una segretaria? Non lo so la caligrafia, ma penso che ho parlato solo col signor Lorre, io l'ho trovato già pronto praticamente. Signor Litrico, le furono indicate delle persone cui corrispondere il denaro che derivava da quel rapporto da lei definito usurario? Sì, mi ha detto praticamente questi soldi andavano a Carletto Campanella e Nito Santa Paola. No, le volevo chiedere, materialmente lei ha restituito queste somme e a chi ha restituito? Sempre parlavo con Filippo Lorre praticamente, esclusivamente con lui. E ha restituito queste somme, Litrico? O parte di queste somme? Sì, quasi tutte le ho restituite, tutte le somme. E con che mezzo? Con denaro contante o con altri sistemi? Anche con assegni, poi perché ovviamente Lorre ha voluto fatto praticamente degli assegni anche di mia moglie, di mio figlio e di mia figlia, praticamente, che nelle more aveva praticamente la gestione del rifornimento, perché me sono stato dichiarato fallito, quindi ho dovuto praticamente cedere questo. Ricordo che una volta ho dato anche per un rinnovo, ho dato un assegno sulla Banca Nazionale del Lavoro ad Alfio Rofino, non so se era usura o rinnovo. E i destinatari degli assegni erano formalmente indicati nell'assegno, signor Litrico? Sì signore, io poi a volte questi assegni io li pagavo anche dal notaio, quindi il notaio praticamente te li restituisce e ti darà già pagato, o li facevo pagare tramite banca. Comunque io sono in possesso anche di alcuni assegni già pagati e vistati, che penso di avere allegato alle mie dichiarazioni. Lei ha conosciuto mai Salvatore Lorre? Salvatore il figlio, sì signore. Ci può dire in che occasioni? Ma sì, sempre ci andavo, lo trovavo sempre lì praticamente. Ma questo rapporto suo è stato relativo al prestito di cui ha parlato, è stato soltanto con il Filippo Lorre? No, ci assisteva qualche volta anche il figlio,
e Carletto Campanella lo sapeva perché io lo vedevo sempre spesso lì, qualche volta entrava lì nell'ufficio dell'Ore Filippo e poi usciva, quindi era una conoscenza tutta della mia situazione. Lei ha mai sentito parlare dell'esercizio pubblico Paradise? Sì, signore. L'ho sentito parlare perché il Lore stesso me lo disse, e anche un certo Santo Nicotra praticamente mi disse: dai, Filippo ha aperto e Carletto hanno aperto il Paradise, e quindi io sono, infatti mi ci viene qualche volta, ti prendo un caffè. Io premetto che era questo Santo Nicotra, era molto vicino a Carletto Campanella, e difatti mi ha cambiato qualche assegno qualche volta, usura al 15 al 20% addirittura, per una volta perché non potevi pagare mi preso una panna e se la tenne per 2 o 3 mesi, una panna delle autoscuole che mi serviva per lavorare, però vane sono state le mie suppliche di darmi la macchina perché non potevo lavorare, e questo. E lo vedevo spesso alla cassa questo Nicotra del Paradise. E vedevo anche il figlio certe volte che stava alla cassa. Ricorda o sa se questo locale tuttora esiste, o comunque fino a quando lei... No, so che è stato bruciato allora 5-6 anni fa, non ricordo quando. Ne hanno parlato i giornali, l'ho preso dalle stampe anche, e anche da Nicotra. Signor Litrico, lei poc'anzi, parlando del Samperi, ha indicato una circostanza in cui ebbe a incontrarlo, anzi ha detto ebbi ad invitarlo nella mia villa in occasione di una festa. Signore. Le volevo chiedere, le capitava spesso di organizzare feste presso la sua villa? Sì, signore. Sempre in occasione delle campagne elettorali. Può indicare le campagne elettorali in cui ha organizzato feste presso la sua villa? Sì, diciamo, anche praticamente io facevo delle feste anche per le campagne regionali e nazionali, quindi ricordo nell'85 c'era la campagna elettorale amministrativa del comune di Catania, se ricordo bene nell'86 c'è stata quella regionale, quindi io la facevo praticamente per Grillo, l'onorevole Grillo e l'onorevole Platania, e una volta ricordo poi abbiamo fatto proprio in occasione dell'86, ricordo bene, una pizzetta alla racchetta di 1200 persone che mi è costato 16 milioni, quindi io dovevo pagare le tangenti agli onorevoli e poi dovevo pagare anche le campagne elettorali. Lei ha detto poc'anzi, anzi tangenti, ha parlato di tangenti. Sì, signore. A che proposito, Litrico, lei ha pagato tangenti? Tangenti, sempre per la USL 35, che io ero in società con il CSI, facevamo dei lavori di informatica per la USL 35 e pagavo, come risaputo, pagavamo io e Messina, il professore Messina, il 14% praticamente di tangenti a Gioacchino Platania e ad altri, però questo fatto ci è stato tutto ammanovrato per tutto questo l'onorevole Grillo, che lui era il capo della nostra corrente, noi altri ci affidavamo a lui, e poi altre tangenti abbiamo pagato al comune di Gran Michele 100 milioni ed altre cose, tante ce ne sono state. Litrico, che ci faceva Samperi a quelle feste da lei organizzate, o a quella festa da lei organizzata in occasione di una campagna elettorale? Ma il Samperi praticamente è venuto 1 o 2 volte, anche con il fratello quello più giovane, più lungo, che non ricordo come si chiama, e praticamente venne con suo cognato e Cammello Grancagnolo, praticamente che io ero conoscevo nella zona di Ognina Enzo Foti, che poi è molto ammazzato praticamente, e quindi lui ha portato il Grancagnolo, che io conoscevo a Ognina, Grancagnolo, che io abitavo a zona, sono nato a Ognina, quindi ero io presidente dell'associazione dei pescatori, quindi me la facevo sempre nella zona di Ognina, ho conosciuto Enzo Foti, Scafidi,
il Gandagnola, poi il Stampello vedevo poco lì, non orbitava lì in quella zona. Sa se Enzo Foti avesse un fratello che si occupava di politica? Sì signore, Claudio si chiamava. E ci può dire se l'ha conosciuto? Sì signore, l'ho conosciuto anche l'Enzo Foti, praticamente Enzo Foti mi sente, c'è mio fratello che si vede, praticamente che è molto amico anche dell'onorevole Matauto, dato che siete nello stesso partito, vi candidate assieme e cerco di darvi una mano. Dice però non posso darvi proprio a livello ufficiale, perché a livello ufficiale praticamente il Malpassato ci ha detto di portare, questo siamo nell'88, praticamente di appoggiare gli amici dell'onorevole Salvandò. Presidente, c'è opposizione. Io se permette, avvocato Attanasio, questo processo è per il quale credo che queste domande sono volte al 416 bis e io leggo che questo 416 bis è finalizzato alle estorsioni, alle rapine, al riciclaggio del denaro. Se andiamo avanti così e non vi è invece allo scambio di voti, se fosse finalizzato anche allo scambio di voti, alla pedofilia, agli stupri, all'arancia meccanica, lo capirei. Ripeto, questo processo non è finalizzato a 416 bis, il signor il collaborante è peraltro citato quale teste nell'altro processo che si celebra contro alcuni di questi imputati, credo che sia fissato per l'udienza del 20, non ricordo esattamente, quindi io mi oppongo a che si continui su questo tipo di domande. Avvocato, lei non si può opporre alle dichiarazioni del teste o alle chi ne fare veci. alle domande, non so come qualificarlo in questo momento. Alle domande fatte in ordine a problemi di carattere politico. Io formalizzo. Dico, io non ho modo di intervenire su questa sua opposizione. Perché non è stata una risposta che non si è inserita in una domanda pertinente e ammissibile. Signor Presidente, io non sono nato ieri come non è nato ieri lei, Dio buono. Poi se dobbiamo andare ad Alice nel Paese delle Meraviglie, faccio l'ingenuo. Prendiamo atto del problema e vedremo di tenerne conto nella sede opportuna. Intanto il pubblico ministero tenga conto dell'opposizione dell'avvocato Attanasio. Comunque lei sentirà le domande successive e se sarà il caso fare l'opposizione noi decideremo. Signor Litrico, allora stava dicendo della presenza delle indicazioni che avrebbe ricevuto dal Malpassato, ma lei come ebbe conoscenza di queste indicazioni fatte dal Malpassato? Presidente, c'è opposizione per la medesima circostanza che è stata rilevata prima dall'avvocato Attanasio. Queste domande afferiscono ad un tema di prova che non ha interferenza con questo processo. Non c'è contestazione che cerchi di collegare l'organizzazione che oggi si sta per giudicare con frodi di carattere elettorale. Pertanto la domanda, anche perché inerisce ad altro procedimento, non è in questa sede pertinente. Signora Monci.
Signor Presidente, se mi dà la parola un attimino. Se ritiene di darmi la parola, Presidente. Sì. Con l'articolo 416 ter il legislatore ha inteso sanzionare delle condotte una volta che si era reso conto di una situazione ben grave, e cioè che associazioni malavitose di stampo mafioso fornivano supporti elettorali in occasioni di campagne elettorali. L'articolo è stato introdotto dall'articolo 11 ter del decreto legge 8 giugno 92 numero 306. Quindi questi fatti, che pure denotavano rapporti fra l'associazione mafiosa e esponenti istituzionali o tessuti della vita politico-amministrativa del nostro Paese, non potevano o non erano sanzionati all'epoca. Tuttavia, come abbiamo indicato sia nella richiesta di misure cautelari, nelle richieste di rinvio a giudizio, in occasione della relazione introduttiva fatta per questo procedimento, signor Presidente, uno dei temi che l'accusa intendeva esplorare era proprio questo insinuarsi dell'associazione